Benvenuti tifosi del Napoli. Lasciate un like al video e iscrivetevi al canale per rimanere sempre aggiornati sulle notizie del Napoli. Andiamo al video. Il Napoli continua a muoversi discretamente per osservare i migliori talenti del calcio italiano e l'ultimo nome sul radar di Giovanni Manna e Massimiliano Allegri è, secondo indiscrezioni, Mattia Liberali. L'ex centrocampista delle giovanili del Milan, reduce da un'ottima stagione in Serie B con il Catanzaro, sogna ora di fare il grande salto nell'elite del calcio italiano. Gli azzurri non vogliono farsi trovare impreparati. La voce è stata pienamente confermata dallo specialista di mercato Nicolò Schira, che ha condiviso un aggiornamento dettagliato sul suo profilo 10. Secondo il giornalista, la competizione per il promettente giocatore classe 2007 è piuttosto accesa, ma il Napoli è pronto a entrare in gioco e ha già avviato i primi contatti. Per assicurarsi il giocatore del Catanzaro, sarà necessario versare l'intera clausola rescissoria, fissata a 6 milioni di euro. Una cifra che ha già attirato l'attenzione di diversi club di Serie A. Secondo Schira, Como, Sassuolo, Lazio, Bologna e Torino sono tra i favoriti, tutti determinati ad assicurarsi le prestazioni del talentuoso giocatore della nazionale italiana Under 20. Le vere incognite della trattativa potrebbero però essere Napoli e Juventus. Entrambi i big club si sono già informati sul giovane e lo tengono d'occhio, pronti a fare un'offerta decisiva. Qual è la tua opinione, tifoso del Napoli? È un buon giocatore? O no? Lascia un commento al video e iscriviti al canale. Forza Napoli sempre!